Va ora in onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con il sussidiario.tv. Oggi è lunedì 16 marzo 2026. Ecco le nostre notizie. Donald Trump mette la NATO davanti alla realtà. Sull'Hormuz e sulla sicurezza dell'Occidente non si può continuare a scaricare tutto sugli Stati Uniti, mentre l'Europa resta ferma. Sul fronte energia, Salvini rompe il muro dell'ipocrisia e rilancia il pragmatismo. Prima l'interesse nazionale, prima le famiglie, prima le imprese. Dal Senato la Lega spinge su innovazione e sostegno concreto alle piccole e medie imprese. Poi c'è il capitolo sicurezza. L'allarme radicalizzazione islamica tra i minori non può più essere ignorato. La giustizia, con il referendum che sfida il sistema delle correnti e la casta delle toghe. E il caso dei bambini strappati alla famiglia. Il prezzo lo pagano sempre i più fragili. Questi i nostri titoli. Ora il telegiornale. Trump scuote la NATO. Hormuz, ora l'Europa scelga. Donald Trump non usa mezze parole e mette gli alleati davanti alla realtà. Nell'intervista al Financial Times avverte che la NATO avrà un futuro molto brutto se l'Europa non aiuterà gli Stati Uniti a riaprire lo stretto di Hormuz. Il ragionamento è diretto. Chi beneficia di quella rotta energetica non può restare alla finestra, mentre Washington paga da sola il conto della sicurezza. Per gli americani non è una questione astratta di geopolitica. Per gli europei, invece, è anche una questione di petrolio, gas, inflazione, costo della vita. Hormuz non è un nome lontano. È il passaggio da cui transita una quota enorme del greggio mondiale. Se l'Europa continua a vivere sotto l'ombrello americano senza assumersi responsabilità, sceglie da sola la propria irrilevanza. E sempre a proposito di energia e interessi nazionali, vediamo cosa ha proposto a questo proposito Matteo Salvini. Salvini, prima l'Italia. Petrolio russo, stop ai dogmi. Matteo Salvini porta la discussione dove dovrebbe stare da settimane, nelle tasche delle famiglie e nei bilanci delle imprese, non nei salotti dell'ideologia. Il vice premier chiede di valutare la scelta pragmatica già compiuta dagli Stati Uniti sull'attenuazione delle sanzioni al petrolio russo. Perché oggi, mentre il Golfo brucia e i prezzi corrono, a pagare il conto sono soprattutto gli europei. Salvini lo dice con chiarezza. Non si tratta di essere pro o contro Putin. Si tratta di smettere di colpire noi stessi con misure che non difendono né Kiev né il nostro sistema produttivo. Da una parte il dogma di Bruxelles, dall'altra l'interesse nazionale. E in mezzo ci sono carburanti, bollette, lavoro e potere d'acquisto. Lega, scudo alle PMI. Bergesio spinge l'industria. Mentre la sinistra continua a vendere slogan, la Lega presidia il paese che produce. Al Senato, nel Question Time, Giorgio Maria Bergesio ha rilanciato il tema che conta davvero per il nord produttivo e per tutta l'economia reale. Sostegno alla crescita industriale, certezze sugli incentivi, innovazione concreta per le piccole e medie imprese. Nella risposta del governo c'è un passaggio chiave. Nuova programmazione degli investimenti, voucher per cloud e cyber security e oltre 150 milioni destinati alle piccole imprese. La linea leghista è chiara. Tecnologia sì, ma al servizio della manifattura, delle aziende vere, del lavoro vero. Non una digitalizzazione da convegno, ma strumenti per chi ogni mattina apre il capannone, paga stipendi ed esporta. E ora passiamo a un altro argomento. Radicalismo tra i minori. Mini jihadisti, è allarme vero. Bisogna smetterla con i giri di parole. In Italia esiste un problema di radicalizzazione islamica che tocca già i minori e ignorarlo oggi significa ritrovarselo domani nelle strade, nelle scuole, nei quartieri. Il Tempo segnala 19 minori detenuti per reati legati all'apologia del terrorismo jihadista, al reclutamento o ad atti preparatori. L'età media è bassissima. Non stiamo parlando di folklore da social o di devianza generica.
Stiamo parlando di un processo di reclutamento ideologico che corre sul web, nelle comunità chiuse, nei circuiti dell'estremismo. Chiamare le cose con il loro nome non è allarmismo, è prevenzione. L'Italia non può aspettare di diventare la Francia di ieri per accorgersi di aver lasciato crescere, per anni, un problema che tutti fingevano di non vedere. Toghe, ora si cambia. Il sì contro le correnti. Il referendum sulla giustizia non è una schermaglia di palazzo, è una battaglia di civiltà giuridica. Il punto centrale è spezzare un circuito che per troppi anni ha mescolato correnti, corporazione e cultura della colpevolezza preventiva. In uno Stato di diritto, l'imputato parte innocente e l'onere della prova spetta all'accusa. Sembra ovvio, ma non lo è più. A questo si aggiunge l'anomalia di un sistema in cui chi accusa e chi giudica restano dentro lo stesso recinto professionale. Per questo il sì parla a chi crede ancora nel garantismo, nella separazione delle carriere e in una giustizia che non viva di rendite di posizione e potere autoreferenziale. E sempre a proposito di giustizia, ora parliamo del caso dei bambini strappati alla famiglia. Bimbi strappati ai genitori. La famiglia contro l'apparato. Sulla cosiddetta famiglia nel bosco, il punto non è il sensazionalismo, ma la misura dello Stato. Dopo la visita nella casa protetta di Vasto, la garante per l'infanzia Marina Terragni ha parlato di una situazione sproporzionata nel suo esito rispetto alle ragioni iniziali. Un passaggio politico e civile molto pesante, che conferma ciò che ormai appare evidente. Quando gli apparati entrano nella vita di una famiglia, con un impianto astratto e rigido, a pagare il prezzo sono i bambini. La questione vera non è difendere un modello teorico di intervento sociale, è guardare la realtà, il dolore dei figli, il peso dei legami. Una società seria aiuta la famiglia, non la commissaria, come se fosse il problema. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv presenta gli approfondimenti di oggi. ONG e toghe. I confini non si decidono in tribunale. Sul caso SIAI il punto non è la singola nave, ma il meccanismo che si ripete. Il tribunale di Ragusa ha annullato verbale e fermo della SIAI 5 dopo l'ingresso a Pozzallo al posto del porto indicato, condannando anche il Ministero dell'Interno a rifondere le spese. Formalmente è una decisione su un episodio preciso. Politicamente però è l'ennesimo capitolo dello scontro tra volontà popolare e supplenza giudiziaria. Il governo prova a difendere confini e regole, ma ogni volta che si tocca il sistema delle ONG spunta una giurisprudenza che finisce per smontare l'impianto politico deciso dagli elettori. È il cuore del problema. Sull'immigrazione non si può far finta che decidano solo i protocolli tecnici, quando in gioco c'è la sovranità dello Stato e la tenuta delle sue frontiere. Da qui passa anche la battaglia sul referendum della giustizia. Separare le carriere, spezzare il giogo delle correnti, riportare i magistrati dentro il perimetro della legge. Francia divisa, Macron sabotatore, la destra resta. La Francia uscita dal primo turno delle municipali è il ritratto di un paese spaccato e sfiduciato. Nicola Berti, su ilsussidiario.net, parla di un paese frastagliato e multipolarizzato, con un'astensione al 42%. Il punto è più profondo del dato amministrativo. La Francia di oggi è il prodotto delle scelte di Emmanuel Macron. Dopo il disastro elettorale del 2024, Macron ha lasciato paralizzato il sistema pur di restare al centro del gioco. 3 premier senza vera stabilità, un'assemblea bloccata e un presidente concentrato sulla proiezione geopolitica più che sulla ricomposizione del paese. Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Città frammentate, coalizioni ballerine, una domanda di ordine che continua a cercare casa a destra. A Perpignano il candidato lepenista ottiene una conferma trionfale. Il macronismo doveva arginare la destra e invece ha contribuito a rafforzarla. È una lezione che vale per tutta Europa. Famiglia assediata. Lo Stato aiuti, non commissari. Sulla famiglia nel bosco il rischio più grave è ragionare per astrazioni. Luca Luigi Ceriani, su ilsussidiario.net, lo dice con chiarezza. Da una parte c'è la tentazione utopista della famiglia che rifiuta il mondo, dall'altra un'idea di integrazione solo normativa, altrettanto astratta. In mezzo ci sono i bambini e il loro dolore. Ceriani individua un vizio comune.
Non partire dall'esperienza concreta, dai legami, dalla sofferenza dei figli, ma da un'idea teorica di educazione e normalità. Quando succede questo, lo Stato smette di accompagnare e comincia a sostituirsi. Non corregge, non aiuta, commissaria. La famiglia, scrive Ceriani, non può essere ridotta a stereotipo culturale o luogo della disfunzione. La sua capacità generativa fonda e nutre la società. Uno Stato giusto crea le condizioni perché la famiglia viva con libertà e responsabilità. Non la tratta come un ingombro da correggere dall'alto. E questa è l'ultima notizia del telegiornale di oggi. Dalla redazione di Radio Libertà e del sussidiario.tv, un buon proseguimento di giornata. Appuntamento a domani. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione